In 6 per un posto. Domenica Veneto al voto per eleggere il proprio governatore. Si vota in un'unica giornata dalle 7 alle 23. Non è previsto il ballottaggio. Vince chi prende un voto in più degli avversari. La scheda sarà di colore verde e sarà possibile esprimere solo una preferenza. Lo scrutinio delle regionali inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e proseguirà ad oltranza nella notte tra domenica e lunedì fino ai risultati definitivi attesi tra le 5 e le 7 del mattino. Per il Comune di Venezia invece si sfideranno in 9. Sulla scheda azzurra si potranno esprimere fino a un massimo di 2 preferenze. In questo caso però devono essere di sesso diverso. Vince al primo turno chi raggiunge il 50% più uno dei voti. In caso contrario si andrà al ballottaggio previsto per domenica 14 giugno. I voti delle amministrative verranno scrutinati a partire dalle 2 del pomeriggio di lunedì. Al seggio bisogna avere con sé la scheda elettorale, controllate se sono rimasti spazi liberi e un documento di identità.